Oggi siamo alle Saline e tra i tanti incontri, anzitutto faremo una intervista bilingue. Quindi iniziamo dall'italiano, Nicolino Pilotto, cantautore. È una scoperta fatta qui in spiaggia e oggi ne approfittiamo per farlo conoscere anche ai nostri amici di YouTube. Quindi iniziamo dall'italiano, Nicolì. Va benissimo, Allora, iniziamo in italiano. sì, so che stai Fa- lavorando a un progetto importante proprio in italiano anche. Sì, 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 sto facendo, Se- è un lavoro di circa 10 brani che ho iniziato circa un anno fa. Ci vuole giustamente ci vuole del tempo perché uno sia per le basi, perché poi faccio sia musica che sia scrittura, capito, dei testi e arrangiamenti da solo, quindi ci vuole del tempo. Poi si fa tutto quanto in sala di incisione ad Olbia da un mio amico che si chiama Andrea Pica. Lì cerchiamo di approfondire e sistemare il prodotto nel migliore dei modi. Adesso per fine anno dovrei finire questo lavoro, me lo auguro che non ci siano intoppi e niente, vediamo un pochettino cosa esce fuori. Sono dei testi che rispecchiano l'andamento di questi ultimi 3 anni che abbiamo vissuto dalla pandemia in qua e vediamo un pochettino se saranno e verranno apprezzati da chi l'ascolta, dalla gente. Ascolta, sei passato, tu hai questa facilità di passaggio, poi parleremo in gallurese per il lavoro precedente che hai fatto, quindi hai avuto difficoltà per l'italiano perché componi, fai tutto tu, no? No, 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 paradossalmente no, perché ho vissuto in continente per 11 anni, quindi ho capito, si parlava, quindi non parlando in dialetto, ho cercato di perfezionare un pochettino l'italiano, capito? Quindi non ho avuto queste grandi difficoltà, capito? Sia dialettica, di accenti e roba del genere. Tu questi testi, voglio dire, sono legati insomma alla realtà che stiamo vivendo, no? Denunci Sono, un sacco di cose che non vanno, Sì, mi sì, sembra. sì, sì, quello che secondo me è giusto o non è giusto, come tutti quanti, perché penso che sia libertà di pensiero, democrazia dovrebbe essere questa qui, la libertà di pensiero. Vediamo un po' cosa. Con la batteria? No, no, Boh, sto continuando. sto riprendendo un po' Poi tarda, in tal i tuoi caso. gioielli. No, no, non taglio niente, è tutto sempre andiamo Oh. avanti così, naturali, spontanei. Ascolta, la passione per la musica quando è nata? Nasce da quando avevo 6 anni, quindi l'altro ieri, 60 anni fa, da quando ho preso per la prima volta in mano la chitarra e mi sono accorto che era uno strumento che poi ho fatto mio, è come che fosse diciamo così, un articolo del mio corpo, capito? Che tu sei un autodidatta anche. Autodidatta, sì, sono autodidatta e mi ha aiutato molto il suonare, il capire a orecchio, quindi ho provato ho studiato anche un po' di musica, ma senza grandissimi risultati, perché non lo so, delle volte per fare anche delle cover, mi arrangiavo direttamente a orecchio, trovavo subito gli accordi, capito? Quindi senza star lì a guardare le note e andavo perfettamente avanti. Ascolta, questo nuovo CD come si intitolerà? Avete già il titolo? Sinceramente ancora non c'è il titolo, non c'è un titolo, però vediamo un attimino. Ci sono 3 o 4 probabili titoli, però ancora non è stato deciso il lavoro come si Però ho visto chiamerà. che stai già iniziando a veicolare Uomo Imperfetto. E non è male. Questo uomo perfetto io l'ho fatto ascoltare a Povia, che mi ha risposto con un videomessaggio gratificandomi, perché mi ha fatto veramente piacere ricevere questa sua gratificazione. Gli è piaciuta la canzone tantissimo che mi ha fatto dei complimenti che le ho accettati. Per me sono stati dei complimenti da sballo, perché non mi aspettavo non mi aspettavo il video, non mi aspettavo, perché io gli avevo chiesto se potevo fargli ascoltare una delle mie canzoni, perché io ascolto le sue nuove canzoni che sono bellissime, anzi vi invito a sentirle, a comprarle, perché sono attuali e sono veramente veritiere. Ha delle belle musiche, una bella vocalità, e quindi sto facendo pubblicità a Povia.
Niente, ripeto, mi ha gratificato il suo video per questa canzone che si chiama Uomo Imperfetto, che in pratica Uomo Imperfetto rappresenta un tratto di vita di quando è successo la problematica del Covid. Lì anche secondo me ci sono state delle cose, delle decisioni sia da parte politica, scientifica che non ho condiviso ecco, quindi l'ho espresso in questa canzone, abbastanza sentita. Nicolì, allora passiamo di pane in fresca e faremo un gadureso. Anda bene. Perché tu hai fatto un lavoro tutto in gadureso, ecco, questo può interessare diciamo, ai nostri concittadini, ai nostri paesani. Fai da me di questo lavoro che hai fatto in gadureso. Niente, anni fa abbiamo fatto, siccome sono insieme a un gruppo che si chiama Nimalusa, abbiamo deciso di fare questo lavoro, questo CD in gadureso. In pratica sono 10 canzoni che ho scritto e musicato, e lo lavoro si chiama Conti dei Paesi. In pratica sono 10 canzoni che riassumono la vita mia con dei fatti realmente accaduti, esistiti in paesi, quindi Ammettiamoci non che sei di Sant'Antonio. non posso fare nome, io sono di Sant'Antonio, non posso fare nome perché ogni canzone non faula e nuda, è solo pura realtà. Ripeto, non posso fare nome per questione di cose di SIAE che non si pone, e poi è pure per la privacy giustamente, però so così, infatti sono conti di paesi, ma no cose inventate, ok? Quindi Questo quanto tempo l'hai preparato? l'ho preparato, ci è voluto un bel di tempo perché ti spiego subito. Questa canzone che abbiamo fatto che fa una stella, che è l'unica canzone un po' triste perché succedisi anni fa un incidente proprio la vita di Natale, purtroppo una stella di 16 anni è venuta a mancare con un incidente stradale, ne abbiamo risentito tutta la popolazione di Sant'Antonio, quindi mi è filmata in Trento perché abbiamo passato un Natale, poi immaginate la vita di Natale con funerali, non penso che sia stata una stella di 16 anni. E mi è filmata in Trento che via va che cosa, allora ecco, provare di che cosa, e questa canzone noi l'abbiamo provata, la bellezza di, non so, prima di registrarla, lo manco 100-120 otti, quindi siamo stati di fila 16 serate di fila, di cui una sera siamo andati all'8 in studio, all'8 la mattinata alle 5 eravamo ancora chini e poi non chissà questa canzone. Ascolta, è più facile componere in gadureso o in italiano? Sai, in gadureso io ando con il rime, ok? Quindi con l'ottavi, quindi non ho agatto questa difficoltà sia in italiano che in gadureso, compreso. Te ne facile in tutte e due le lingue? Sì, tutte e due le lingue. Ascolta, questo genere tu come si può definire? Questo genere mio si definisce pop rock, ok? È un pop rock perché non è popolare, folcloristico, perché suoniamo con 2 chitarre, un basso e la batteria, ok? Abbiamo suonato un pezzo di tastiera in questa canzone e poi una stella, perché necessità un pezzo di cose, un altro inciso, un altro ritornello, necessità, aveva bisogno di punire una tastiera, un organo effetto Hammond con un pianoforte, però noi normalmente abbiamo suonato con 2 chitarre, basso e batteria. Le voci, vabbè, sono le voci, i controvoci sono sempre le mie, teneria presente a fare i nomi dei miei compagni di Nimalusa. In pratica Nimalusa è un acronimo che in pratica vuol dire Nicolino, Marco, Luca e Salvatore, che saranno gli altri componenti del gruppo. Salvatore è la chitarra solista, Marco Pio batteria e Luca Moro basso. Sono stati compagni di un tragitto di vita che ecco, mi permarrà impresso come una cicatrice sana la mente. Ti ringraziamo per questa intervista e poi come ti ciudiamo? Ciudiamo dicendo che tu sei un uomo da mille attività e non è che fai solamente lo cantautore, ecco. Però No, questo ci riserviamo alle prossime puntate, non perché tu hai tante sicuramente. passioni, basta che ne elenchi Certo. Cioè tu hai la passione di che cosa, oltre alla canzone? Aiutare un bel di passione, comunque
la musica in generale è come una parte, diciamo, di me, no? Tipo un braccio, tipo un'anca, Ah. tipo un occhio. Perché se mi manca la musica, ecco, ripeto, mi manca una partita, a parte che poi uno stimolo va andare davanti, Sì. compreso me. Comunque, bisogna altre passioni, sì, altre altre passioni. Io passioni, faccio pesca pesca subacquea, gioco a tennis, fare un a muratore, Celte andrà male la cosa perché mi piace pure la caccia. Quindi, e fai pure un muratore. Sì, sì, sì. Quindi- Io sono nato come artigiano edile, quindi Anda bene. Nicolì, come si concedemmo? con tanto con primo lavoro, vediamo un attimino, sì, ce lo vedo appena compro questo nuovo lavoro con le 10 canzoni in italiano. un verso un gallure su toglio, se si di... Ah, va così a primo impatto. tieni che cosa? Non so come no, ma non viene nuda. Ah, vero? Sarà perché vi sono guadagnanza all'umari, che quindi figliolende la gente, vi so pure delle belle persone, quindi non viene nuda, vale, no? Io questo stimolo, questi sarà un incentivo in più per la gente per conoscerti. Grazie Nicolì. Di niente, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.